Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Salve ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di VRC2 Championship. Andiamo all'interno sempre del nostro game, vediamo se possiamo mostrare qualche altra modalità di game sempre emozionante. Entriamo sempre all'interno della modalità giocatore singolo. Ok, siamo riusciti a provare il campionato, abbiamo provato anche il rally singolo, vediamo un po' se possiamo provare la sfida a tempo. Vediamo un po', vediamo se possiamo provare qualche altra casa costruttrice di auto. Vediamo un po', ok, nella VRC Safari vediamo cosa c'è. Lancia, Ford, Peugeot, ok, perfetto. Ci sono diverse auto, una vasta scelta, potete vedere ci sono le Ford che sono davvero molto belle, anche le Peugeot, le Subaru, eccole qui. Ci sono tante categorie di macchine che hanno a sua volta delle potenzialità diverse, ma io direi di scegliere sempre macchine italiane. Scegliamo la nostra Lancia. Perfetto, che è guidata particolarmente da un italiano, c'è anche scritto il loro nome al di sopra dei finestrini, come potete notare. Una macchina con 360 cavalli, una coppia di 450 e un peso di 1100 kg, con cilindrata 2000 e 6 marce a velocità manuale. Ok, è un'auto del 1991, guardate un po'. Ok, selezioniamola, vediamo un po' che tracciato possiamo selezionare. Allora, ne abbiamo fatti un paio, andiamo a selezionarne uno abbastanza bello. Ok, vediamo quello della Germania. Ok, quello della Germania sembra molto bello perché è asfalto, non è sterrato. Potete vedere c'è anche asfalto sabbioso, asfalto asciutto, cemento. Ok, scegliamolo, questo mi sembra più che buono. L'Arena Panzer Plate qui a 7240 metri, difficoltà 3. Ok, selezioniamolo. Cos'è questo? Gareggia senza costo e registra il tuo. Perfetto, sarebbe la nostra macchina che ci viene proiettata come un fantasma. Allora, procediamo, eccoci qui all'interno, potete vedere, possiamo controllare la classifica dei record della prova, selezionare il nostro fantasma, i tempi record e le nostre impostazioni dell'auto, che possiamo selezionare a sua volta il nostro assetto predefinito: asfalto asciutto standard, asfalto asciutto estremo. Scegliamo un asfalto asciutto standard perché ci sono presenti all'interno del nostro tracciato anche degli elementi di asfalto sabbioso e anche del cemento, quindi la nostra macchina deve essere un po' agile in entrambe le situazioni. Ok, guardiamo un po' tempi record. C'è una vasta gamma di tempi record con le macchine e il loro relativo tempo. Torniamo indietro, ecco qua, possiamo selezionare il nostro fantasma. In questo caso abbiamo fatto nessun fantasma. Classifica dei record della prova, vediamo un po', possiamo iniziare direttamente la nostra prova, eccola qui. Allora, la nostra macchina potete vedere che è davvero molto bella. Possiamo guardare dall'interno sempre la nostra auto. Questa visuale dall'interno è anche molto bella, però io preferisco sempre quella esterna. Possiamo anche notare il navigatore che ci indica la strada e le prossime curve che andremo ad affrontare, sempre là sulla destra. Ok, andiamo, mettiamo questa visuale sempre più carina. Ops, guardate un po', non me ne ero accorto. Queste sono pietre, sono delle pietre. Proprio ho distrutto la sospensione destra e anche la ruota destra. Credevo che erano distruggibili, invece sono dei veri e propri massi piantati nel terreno. Praticamente dobbiamo stare attenti, se no altrimenti distruggiamo la macchina. Non me ne ero proprio accorto, siamo stati fortunati che siamo riusciti a entrare di nuovo in pista. Mamma mia. Ok, allora staremo più attenti la prossima volta. Andiamo, vediamo un po' cosa ci dice questo primo checkpoint. Abbiamo fatto 52 secondi. Ok, una prova a tempo. Non ci sono altri partecipanti. Allora andiamo avanti, guardate che bei rettilini che ci sono, ma la macchina comincia a tirare un po' a destra perché la sospensione è rotta e anche la ruota non è nelle migliori condizioni. Ops, eravamo a circa 200 km/h, guardate un po', se uscite fuori dalla pista verrete rientrati immediatamente tramite una schermata bianca che ricoprirà la vostra macchina e vi ritroverete all'interno della pista, come è appena accaduto. Ok, ecco il nostro secondo checkpoint, queste sono le gare a tempo. Andiamo. Ecco, non entrano le marce perché anche il cambio è stato un po' danneggiato, potete vedere nella schermata, nella mappatura dell'auto, e quindi le marce fanno fatica a entrare. Infatti la macchina gratta un po'. Andiamo. Questa macchina è abbastanza potente.
circa 320 cavalli, quindi è molto molto potente. Ops, ho perso il controllo. Andiamo sulla rotta. Ops, abbiamo perso il controllo. Guardate che bel tornante che c'è lì. I tornanti possono essere affrontati sia con i freni anteriori che con il freno a mano, che è anche molto utile. Davvero molto utile in questi tornanti. Proviamo, vediamo un po'. Ops, no, ho sbagliato. Ho usato i freni anteriori, che sono sempre efficaci, però non quanto il freno a mano. Se è capaci di usarlo in queste curve, praticamente riuscirete a ottenere un ottimo vantaggio. Ok, proviamolo. Eccolo, ce l'abbiamo fatta, più o meno. Comunque molto utile se si sa usare. Riproviamo. No, è abbastanza difficile, però se si usa a bassa velocità è davvero molto efficace. Vediamo. Proprio questa pista non è adatta a noi e sono molto più abile nello sterrato. Nell'asfalto non mi trovo tanto bene. Andiamo. Sono anche molto belli i segni delle derapate all'interno dell'asfalto, quando la nostra macchina effettua una derapata. Davvero davvero molto bello. Perfetto, un tempo di 4 minuti e 10. Vediamo un po' come è andata. Ok, il tempo finale, settore 1, settore 2, potete vedere, possiamo riavviare la prova, anche caricare il fantasma. Praticamente queste prove a tempo potranno mettere il nostro tempo all'interno della classifica e quindi paragonarlo alle altre macchine che praticamente hanno effettuato lo stesso tracciato. Vediamo un po', possiamo caricare un nuovo rally singolo. Stavolta scegliamo, non lo so, delle macchine del gruppo VRC. Ci sono delle macchine molto belle, come per esempio le Citroen. Guardate quanto sono belle, però io direi di utilizzare questa volta la Mini Cooper, che davvero è molto bella, mi ispira davvero molto. Ecco qua sotto potete vedere la descrizione: la trazione 4VD, 300 cavalli, 5500 rpm, una coppia T470 Nm con 4000 rpm, un peso di 1230 kg, una cilindrata di 1600 cc. Ok, abbiamo visto la Germania, vediamo un po' cosa ci offre la Spagna. Una difficoltà 2, quindi molto, anzi 3, è uguale a quello della Germania, però è un rally abbastanza diverso, perché ci sono presenti diversi tipi di terreno. Infatti c'è la terra asciutta e l'asfalto sabbioso che abbiamo visto. Al posto del cemento c'è la terra asciutta. Ok, guardiamo un po' la nostra impostazione dell'auto. Cambiamo l'assetto predefinito. Il computer ci consiglia l'asfalto asciutto standard, e io direi che è il migliore, perché non c'è presente anche della terra, quindi la maggior parte del terreno è formata da asfalto. Vediamo un po' cosa ci dice asfalto bagnato, ma non ricordo se l'asfalto c'era. C'è anche dell'asfalto sabbioso, quindi la macchina potrebbe scivolare. Va bene, selezioniamo però l'asfalto asciutto estremo. Ok, vediamo un po'. Iniziamo la nostra prova con la nostra nuova Mini Cooper, un motore molto diverso. Ok, vediamo come dal di dentro. Questa macchina è molto scattante. Per vedere, siamo ce l'abbiamo fatta, dai, ce la facciamo. Abbiamo fatto un incidente, vabbè, siamo risultati sempre come. Ok, selezioniamo la classica visuale, che è davvero migliore rispetto alle altre, a mio parere. Ok, ci stiamo introducendo
scendiamo all'interno di una galleria, comunque siamo sul ponte, siamo scesi al quarto posto, l'incidente ha fatto il suo dovere, potete vedere, dai, ce la possiamo fare. Davvero molto più scattante rispetto alle altre macchine, questa nuova Mini Cooper. Guardate che bel rettilineo che abbiamo davanti, siamo sui 200 km/h. Guardate che bella derapata che abbiamo fatto iniziare gli alberi, eccoli, che abbiamo fatto. Questo tracciato mi sto comportando molto meglio del tracciato in Germania. Da un po' sono riuscito a recuperare due posizioni molto importanti, riesco anche a effettuare le nostre derapate con il freno a mano che non riuscivo nel circuito precedente. Comunque lo stesso tipo di asfalto, chissà, forse sarà stata quella pietra iniziale che avrà distrutto le mie sospensioni, perché davvero l'integrità dell'auto è fondamentale andando avanti nel tracciato. Come potete vedere abbiamo le sospensioni, anche il cambio, lo sterzo e le ruote, ecco, le ho chiamate, ecco, erano integre prima che prendessi questo albero che ha distrutto completamente la sospensione destra. Comunque vediamo se possiamo riuscire a mantenere la nostra performance, che è stata davvero molto positiva. Ecco, infatti primo posto, però con tutti questi alberi davanti non riesco a vedere la strada. Ecco, rientrati di nuovo all'interno del nostro asfalto. Ops, povera prima destra. Ecco il di dietro, il cofano della nostra macchina che sta per staccarsi, come potete vedere. La macchina adesso incomincia a tirare un po' a destra, sta perdendo di stabilità. Comunque dai, ops, ce l'abbiamo fatta quasi, vediamo se riusciamo a mantenere il primo posto. Ce la stiamo facendo, mancano pochi metri al tracciato finale, eccolo lì, lo riusciamo a intravedere, dai che ce la facciamo. Ok, primo posto, ce l'abbiamo fatta, perfetto. Sono riuscito a illustrarvi altre due nuove auto, ma anche due nuovi circuiti molto importanti. Sono stato molto più abile nel secondo circuito invece del primo. Comunque è un gioco davvero molto bello, anche riguardante la grafica. Anche questo gameplay è terminato e spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.